Buon pomeriggio e benvenuti al sesto appuntamento con Talenti Vicenza. Mi sia permesso all'inizio di ringraziare chi ci ospita, la Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza, saluto il Presidente della Fontana, in particolare il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova. I nostri compagni di avventura AGSM IM, BVR Banca Veneto Centrale, Z Farmaceutici e ancora il centro commerciale Palladio e le pelletterie Palladio. E ci vedremo peraltro con gli amici che ci sono venuti a trovare anche al termine dell'intervista che andiamo ad iniziare, grazie all'aperitivo che ci sarà proposto da Garzadori. Benvenuta a Nicole Castagna, grazie della disponibilità, benvenuta a casa tua sostanzialmente. Peraltro in questo mese ci siamo visti anche già in un'altra occasione. Parlavamo prima di arrivare a cominciare questa diretta insieme con il pubblico che ci segue anche da casa nei nostri canali social e nel sito del Giornale di Vicenza, che hai anche conosciuto la piazza di Vicenza qualche giorno fa, forse la Beh, l'ho prima conosciuta dal palco per la prima volta, sì, perché ho cantato per la prima volta a casa mia, a Vicenza. emozione? Sì, cioè se ci bazzichi magari ci andavo quando ero più piccola, perché io vengo da un paesino che si chiama Valdagno, che è qua vicino. Beh, non dire paesino se no il sindaco Un si arrabbia. paese bello Brava. grande, Bella città, la città sì. laniera, chiamala così, che Eh. così è contento. No, che io amo molto, però insomma non è che venivo spesso a Vicenza, quando ci venivo era una cosa proprio wow, capito? E quando andavamo in piazza, effettivamente vederla dal palco, Eh. emozionante, sì. Bene, a proposito dei ricordi, io volevo iniziare questo viaggio nella tua avventura artistica e un po' nella tua vita per capire, ricordando che il primo strumento che ti è capitato alle mani, avevi 5 anni, è arrivata forse una chitarra. Ecco, che fine ha fatto quella chitarra là e che impatto ha avuto sul tuo percorso successivo? Allora, mi ricordo che l'ho chiesta, non mi è arrivata, ho Sentita. rotto bene le scatole sì. E in realtà quando mi è arrivata, come un po' tante cose in realtà, quando ero più piccola, non è che cioè ci sono andata un po' a lezione, poi mi sono stufata e via. E l'ho ripresa in mano quando avevo tipo 15-16 anni e ho cominciato a suonare da sola, in camera, guardando i video su YouTube. Quella chitarra nello specifico, siccome mia mamma è solita fare questa cosa, soprattutto senza avvisarmi di base, regalare le cose agli altri, Sì. che è giusto. Magari se me lo chiedi, no. No, per quella volta forse me l'ha chiesto, dai. E l'abbiamo regalata a un ragazzo che iniziava a fare chitarra, perché poi le dimensioni non erano più idonee al fatto, cioè, che ero cresciuta. Sì, il tuo rapporto con la musica non è stato subito di quelli amore a prima vista, anche perché dopo la chitarra tu hai fatto anche un corso alle scuole medie, forse che era ad indirizzo musicale, ma non mi No, ho pare che... provato a Ah, entrare, hai ma provato? mica mi hanno preso. No. No, mi è rimasta qua anche. Sì, parecchio. All'indirizzo musicale della scuola di Valdagno. E quindi lì è stato il primo stop, il primo intoppo che hai trovato Sì, anche nell'ambito. perché è stato tipo il mio primo provino musicale. Mi ricordo che sono entrata e ti facevano tipo cantare delle note, delle cose. E a me era pure sembrato di essere andata molto bene. Solo che non avevo mai studiato musica, quindi probabilmente ho fatto pure molto schifo, se si può dire. Però io ci credevo tanto. Alla fine non mi hanno preso. Ecco, toglimi una curiosità, anche tu poi nell'ambito della scuola elementare ti hanno sottoposta la gogna di suonare il flauto? Certo. Però Posso immaginare tua mamma. Però io mi ricordo che alle medie avevo un professor Martini, mi Mm. sembra, sì, che ci insegnava francese, ma lui era un po' un professore speciale, no? E ci faceva fare pure musica. Lui non ci faceva fare, cioè non era l'insegnante di Di musica. musica. Mhm. Però avevo questa fortuna, oltre al flauto, che lui un giorno ho fatto un concorso, si chiamava L'Italia che vorrei, che tra l'altro sono stata Mm. premiata qui al teatro, qui a Vicenza. E c'era questo concorso che tutti potevano realizzare, chi dipingeva, cioè a me piaceva scrivere le canzoni ed è stata la prima canzone che abbia mai scritto. Ed ero forse in seconda media,
quindi l'età era più o meno... Quanti anni si hanno in seconda media? 14? Seconda? Eh, Non lo so, l'ho fatta 13, qualche anno fa. 13, no? Te lo Quindi- dovresti ricordare, no? Sì, L'altro no, l'ho giorno. fatto, sì, sì, me lo ricordo E benissimo. avevo vinto questo concorso con questa canzone che si chiamava L'Italia che vorrei e descriveva un po' l'Italia che volevo, no? I cambiamenti così. Tra l'altro vorrei recuperarla quella canzone perché me la vorrei sentire, è stata la mia prima canzone. E il professore Professore Di Freddi. l'ha fatta imparare a tutti e la cantavamo in coro. Sì. No, Quindi non dovresti ho solo recuperare, suonato il flauto. sì, dovresti recuperarla, sì, anche qualche compagno che l'ha cantata dovresti recuperarla. Sì, 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 sì. Sì, un bel tormento. Poi leggendo le interviste, le tue interviste, vedo spesso tornare questo elemento di un'adolescenza abbastanza tormentata. Come ti avevo già chiesto, io tutti gli artisti che ho incontrato, anche i tuoi colleghi giovani come te, anche loro mi raccontavano di un'adolescenza dove il buio imperava, ecco, ma è necessario, voglio dire, un percorso, cioè bisogna passare per di lì. Sì, Sì, certo, per diventare poi certo. artisti bisogna passare. Aspetta, e non è che ci passi solo lì, ci No, ritorni pure, cioè, boh, adesso ho 25 anni, quindi penso di poter dire di essere uscita dall'adolescenza, non so se si pensi, può, poi dipende, ognuno capito? si può sentire adolescente, anche la Torna, non mia è età, voglio che... dire. Però Ecco, credo che tutti un po' ci passino, non è che mi sento sì, proprio fuori dal comune. è come in quel tunnel lì del buio, dell'isolamento, ecco, come lo si supera? Guarda, sicuramente, cioè parlarne è una cosa molto importante, perché io mi ricordo già ad oggi secondo me se ne parla molto di più. E quando ci passavo io magari era più anche un tabù, secondo me un po' di anni fa. Ora se ne parla di più, però secondo me la forza viene principalmente da se stessi. Cioè a un certo punto capisci che cioè, non vuoi più sopravvivere, ma vuoi vivere e quindi di conseguenza ti alzi e cominci a prendere in mano le cose. Però sicuramente l'aiuto delle persone, la sincerità di dirlo agli altri ti fa anche capire che ci sono molte più persone di quanto si possa pensare nella tua stessa situazione e questo secondo me aiuta a uscire da quell'isolamento. Ascolta Nicole, adesso in questi ultimi anni, voglio dire, cioè, è arrivata del successo con diverse attività, non solo quelle di cantante, di compositore, ma insomma anche quella che ti ha portata alle serie TV. Ma per arrivare lì non è stato tutto semplice, voglio dire, tu hai accettato di fare altri lavori, hai fatto la cassiera, hai Sì. fatto di quel tipo di occupazioni lì cosa ti è rimasto e quanto ti sono servite? Bah, sicuramente molto perché prima di fare quello che vuoi credo che tu debba fare per forza anche quello che non vuoi fare, se no come capisci quello che vuoi fare, capito? Cioè, è Tu hai giusto fatto che... anche la cameriera, giusto? Sì, certo. Mhm. Vabbè, tutti pensano. Anche tu, secondo me. L'hai fatto, dai. E cosa No, hai io lo fatto? faccio ancora, però Tu per... lo fai ancora? Sì, 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 A assolutamente. qualche sagra? Sì, Ah, ma è bello, però oramai la mia di percorso è bello inoltrato, il mio è bello inoltrato, voglio dire, è certo. il tuo che secondo me è più interessante, cioè tu passi dalla cameriera alla cassiera e poi ci sarà un momento in cui dici, vabbè, insomma, sono stanca di tirare. Ma sai cosa ho fatto anche all'inizio del Covid? Mm? Avete presente, non so se siete stati all'ospedale a fare qualche visita, qualche prelievo, qualche cavolata, quando c'era il Covid, proprio Sì. all'inizio. C'erano delle persone tutte bardate che ti tiravano la Oh, temperatura. ma Ero io. hai fatto anche quello. Sì. Formativo. Sì, 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 certo. Adesso so prendere la temperatura. Sì, che non è un'impresa, voglio dire, in cui... Beh, oh, cioè noi siamo in una sede universitaria, voglio dire, ma non è che sfornino proprio... eh, scusa. ehm, ti fai notare nel mondo della canzone intorno ai 17 anni, quindi neanche prestissimo, e ci arrivi attraverso YouTube, che capisco sia fondamentale come passaggio per avere una sorta di imprimatur a diventare artisti. beh, sì, devo dire che YouTube secondo me è uno spazio molto libero che permette a chiunque, già pubblicare su Spotify è una cosa un po' più elaborata. Invece YouTube ti dà questa possibilità alla fine quando ci metti a caricare un video, penso ormai con le connessioni di oggi, qualche secondo. E ti dà la possibilità comunque di interfacciarti ad un sacco di persone in pochi secondi, no?
E quindi per me è stato importante perché è un po' un gesto autonomo, no? Potevo da sola pubblicare i video e cantare le canzoni. All'inizio ho iniziato con le cover, tra l'altro, Mm? non con le mie canzoni. Cover di? Varie, però ascoltavo tante canzoni in inglese, in realtà ho iniziato. Tipo i The Neighborhood, poi non mi ricordo specificatamente quali canzoni erano. Ecco, sì, sono qua Camilla. C'è il tuo cane Sì, che... che mi chiama. Guarda, fra mezz'oretta abbiamo finito. Sì. Ma sai perché mi Lo chiama? prometto, Perché secondo me sono quasi le 7. E alle 7 mangia le crocchette. di norma. Ah, Quindi è sì. per quello che mi chiama, non è che mi vuole bene. Io ho Cioè. anche visto che lui sa dove sono le crocchette. Certo che sa che sono Sa nella dove tasca, sono, lo per sa. cui- fatto quel passaggio lì, in effetti ascoltavi musica in inglese e hai composto il tuo primo Il mio brano. primo EP, Mm, in inglese, sì. si intitolava S, S, con uno pseudonimo e quindi non con il sì. nome di Nicole, Sad Pop. che usciva da dove? Allora, sad, Sì, triste. triste. È l'unica Pop. parola in inglese che conosco, peraltro, guarda, sei Vabbè, caduta, intanto hai fatto una sei bella caduta, figura. ha fatto un figurone. Pup è l'abbreviazione di Pappi, che vuol dire tipo cucciolo. Quindi era tipo cucciolo triste. Potevi anche non farmelo tradurre così, non era così cringe, però l'abbiamo Vabbè, tradotto insomma, ormai. ma va bene. Come mai la scelta di scrivere e cantare in inglese? Perché ero nella mia adolescenza, capito? Era in Dovevo fare quella... quella cosa un po' che ti rendeva diverso dal solito. Però esse, tutto sommato, ti aiuta ad aprire alcune porte. Grazie ad esse vieni in contatto con Madame che ti scrive e credo, tutto sommato, ti dica, guarda, Sì, sì. sei sulla Ma in strada giusta. realtà prima di scrivermi ha proprio pubblicato l'EP sulle storie di Instagram e io l'ho visto, cioè me l'hanno mandato in realtà, l'ho visto e le ho scritto e l'ho ringraziata e lei mi ha detto che comunque l'aveva colpita molto e da lì mi ha scritto poi anche il produttore Ias È e stato, sai che è stato il primo ospite di Talenti Sì? Bias? Sì, è stato l'anno scorso, gennaio, febbraio dello scorso anno, è stato il primo ospite di questo format che avevamo Eh. fatto proprio Bias. E Sì. ho iniziato a fare musica in italiano lì nel suo studio. Mi ha detto dovresti scrivere in italiano, mi ha detto Francesca. Allora io ho cominciato a scrivere in E, italiano. peraltro leggevo che qualcuno che ne sa molto più di quanto non possa conoscerne io, dicono che la tua voce in qualche modo per determinati registri si possa accomodare vicino a quella di Madame. Lo ritieni vero? È una cosa che tutto sommato ti fa piacere? Certo, mi fa molto piacere. In realtà in quello studio proprio, oltre ad essere appunto nata Madame, c'è passato anche Sangio, c'è Sì? passato Gianmaria, cioè registravamo tutti lì nello stesso periodo ed è stato... Anche perché BS è partito da Montebello, se sì, non sì, sbaglio, giusto? sì, da qua. Prendevo il treno, mi ricordo la corriera. E, quindi comunque è ovvio che se si crea un nucleo di persone che frequentano lo stesso ambiente, si creano delle similitudini. Però a me fa molto piacere perché comunque crea un nucleo caratteristico anche per il luogo da dove proviene. Sì, peraltro mai come in questo momento probabilmente c'è una sorta di scuola vicentina, Eh sì, siamo tanti ormai. siete tantissimi, Ce sono sì. tanti pure di altro genere, c'è Mambolosco, Sì, oh, no, vuol dire, c'è Nitro pure. è terra fertile, Sì, sì. cosa che nel passato non è quasi mai stata. Noi, la mia generazione è legata al ballo di Simone, voglio dire, di là non c'è andata e per noi è rimasto mitologico peraltro. Nel 2020 tu pubblichi il tuo primo singolo che è Ritornerai. La cosa che mi aveva colpito è che nel testo c'è questo passaggio che dice sei bene nel male, che è una frase intensa, complicata, criptica. Al di là di chiederti cosa significa, la ripresa nel titolo della canzone presentata a Sanremo fa anche Francesca, giusto? Sì, nel pezzo che aveva portato a Sanremo, sì, sì. Allora, diciamo che bene e male, secondo me, sono delle Ci parole stanno un po' sempre, utilizzate ci stanno, parecchio. ci Non stanno. penso che siamo le prime, però sì, credo sia anche un buon modo per definire due opposti, no? Che servono entrambi. Cioè, come dicevamo prima, cioè se io non avessi passato determinate cose,
Cioè, se non avessi provato, sentito cos'è il male, non saprei cos'è il bene, se non sapessi che cos'è il bene, non saprei neanche cos'è il male. Questo gruppo che si era formato intorno a Bias, che adesso probabilmente si è un po' diradato, intraprendendo strade diverse, ecco, ma c'è spazio nel vostro mondo per l'amicizia o c'è più spazio per l'invidia? Lui ce l'ha fatta prima di me, lui. No, per me nella musica è molto importante la condivisione, non ci può essere invidia nella condivisione. Però non mi hai detto se Eh, può esserci amicizia. Ci può essere certo. anche indifferenza, giusto? Sì, oddio, non lo so, non sono capace di entrare in Mm. studio. Cioè, sono una che parla un sacco, cioè, devo emozionarmi per scrivere qualcosa, quindi è difficile che non ci sia Grandi una connessione, che poi possa certo. diventare un'amicizia o qualsiasi altra cosa, sì, però una connessione ci deve essere per forza per me, perché la musica... Beh, il potere di emozionare e di emozionarsi è un grande privilegio e non è da Mm. tutti. No, 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 non credere. Nel 2021, proseguendo questa tappa del tuo percorso, arriva Amici, esperienza altrettanto formativa, Eh, altrettanto utile, sì, deludente. no. Allora, cioè, alla fine è la prima volta che potevo proprio studiare musica, tra l'altro con dei professionisti perché ehm, ovviamente tutto quello Cioè è che... una scuola, Eh quindi, sì, cioè ovviamente loro per questioni di tempo non è che mostrano esattamente certo. tutte le 24 ore, ma tutti i giorni noi ci svegliavamo, andavamo in palestra e facevamo riscaldamento vocale, avevamo delle lezioni singole con dei vocal coach, che non sono i professori che magari si vedono in Sì? TV. Oltre a quelli professori ci sono delle persone proprio specifiche che hanno studiato questo lavoro e che lo fanno come vocal coach, quindi avevamo, c'è anche una didattica dietro proprio, no? Cioè quello che dovrebbe fare un professionista se decide di farlo in modo serio comunque. E soprattutto c'era la possibilità di esibirsi in TV tipo sì, una volta alla settimana più altri contenuti, quindi 2 o 3 volte alla settimana in TV. Cioè non capita neanche ai cantanti più big, no? Gli capita magari in quel momento che fanno la promo di un singolo, ma poi non lo fanno, cioè io l'ho fatto per 6 mesi di cantare una volta alla settimana in TV, cioè una promozione enorme cioè uno spazio enorme per una persona che scrive e canta, quindi cioè, ce lo Tu rifarei sei, domani. tu sei uscita poco prima del serale, La puntata prima, la tipo. puntata Sì. prima. L'hai sfruttata fino in fondo quella popolarità che ti è derivata da un programma che ha indici d'ascolto straordinari come Amici? Penso di sì, però non... Mi sono sempre un po' scollegata da quella cosa lì della popolarità, cioè nel senso la vedo più come uno scambio, cioè a me piace quando magari una persona mi ferma così, cioè chiedergli come si chiama, parlare, cioè non la vedo proprio come popolarità, non lo so. Cioè sì, magari sanno chi sei, magari al supermercato mi ricordo che Sì, mi... ma non è solo la popolarità, il fatto di avere avuto un palcoscenico di quel genere lì, di aver avuto la possibilità di esibirti per 6 mesi costantemente, Sì, non so se il sabato, io non sono così, la a domenica, domenica, cioè ecco. andavamo in onda la domenica. Ti ha permesso di entrare, anzi ti ha permesso di dire, ah, Santo Paradiso, sono arrivata. No, non ho pensato sono arrivata. No. Secondo me quando pensi quella roba lì Mm. sei proprio... Metti la retromarcia. Cioè secondo me non va mai pensata sta cosa, sono arrivata. Cioè arriviamo qua, secondo me quando finisce tutto. Non so. Cioè a cosa sei arrivata? Cioè almeno io personalmente ho delle aspettative molto alte, quindi ogni volta che ne ho un'altra, quindi non arrivo Sì, mai. certo, è un grande successo avere la possibilità di entrare in quella scuola di amici perché posso pensare che siano centinaia di ragazzi che al tempo avevano la tua età, cioè Certo, tu avevi 20 anni 25. al tempo, Al tempo ne avevo nel 2021 20, 20? sì, 20 mi sa di sì. 21, 20-21, sì, dai. centinaia Sì. probabilmente che ambivano ad entrare, quindi No, secondo me la scuola di amici è proprio un passaggio. eh, Ti fa assaggiare quella cosa lì di avere una popolarità, ti fa capire anche sia i lati negativi che i lati positivi, perché non è che è tutto rose e fiori, cioè uno da fuori guarda, oddio che bello essere famoso, non è solo quello, giusto dirlo. Cioè sicuramente non sto andando in miniera, però allo stesso tempo ha comunque dei lati negativi, pesanti, e che comunque lì arrivano come un treno in corsa perché da un giorno all'altro tu ti svegli, ti danno il telefono mezz'ora la sera
e c'hai un sacco di persone che ti seguono, che fanno gli edit su di te, che tu dici ma che cos'è? E capisci, cioè la gente comunque cioè, almeno dentro ad Amici, cioè, ti giudicano anche per come cucini la pasta, cioè non è che ti giudicano solo per come canti, capito? E quindi provi quell'esperienza lì di avere, cioè che le persone hanno la parola su tutto quello che fai, che comunque è una cosa, cioè poi se secondo me ci prendi l'abitudine, capisci, devi capirne, devi creare un equilibrio e dargli la giusta importanza, no? Però Quello è il tuo 2021. Nel sì, 2022 invece hai un'altra esperienza, credo molto particolare, che è quella del Jova Beach Party, dove ti esibisci in due tappe a Bresso e a la Barletta, barletta, vero? sì, Ecco. Lì com'è vabbè, stato? Lì com'è andata? lì è la folla più grande che ho visto Eh. perché c'erano tipo 50.000 persone. Cioè tu guardavi e cioè, non vedevi dove finiva. Però, lo dico sempre quando c'è Giova intorno, ma anche il tour mi ha aiutato molto, non ho avuto ansia, non so come spiegarlo. Cioè, per assurdo, mette molta più ansia parlare davanti a tot persone così che vedere una distesa lunghissima. Non so come mai. Beh, perché loro non riesci neanche a vederli, voglio dire, non riesci a Sì, guardarli. no. Qua, tutto sommato, sei così vicina che puoi guardare negli occhi, puoi vedere l'espressione, puoi vedere Sì, se, sono più se timida. guardano Sì. il cellulare. e- Vieni qua, dai, forza, vieni. Hai ottenuto quello che Vai, volevi. Hai ottenuto, sì. è Sei arrivato. contenta? Ole. Come si chiama? Lei si chiama Princi? Camilla. Camilla, Camilla. mi raccomando, No, adesso si addormenta qua, vedrai. Ok. Ah. stai bene? Vuoi rispondere? Se non guardare, guarda in camera. No, è molto Ah, è fotogenico. già Sì, pronta, eh. sì, sì. Ecco, non fare statua. Fai vedere a casa che sei viva. Oh, lei, Ole. bene. Eh. E Giovanotti ha avuto anche parole importanti nei tuoi confronti. Sì, sì, oltre alle parole mi ha insegnato tante cose, Sì? soprattutto durante il tour, perché effettivamente al Jova Beach sì, l'ho incontrato, però è un momento molto più caotico, no? Perché non so se qualcuno di voi magari è stato al Jova Beach o se ha visto che cos'è, però è una cosa che fa appunto principalmente sulle spiagge, però l'ha fatto appunto anche all'aeroporto di Bresso. E, è uno show che va avanti tipo dalla mattina, mi sa, fino alla fine della sera. Non è che dici lui arriva a metà giornata, no, lui arriva dalla mattina, quando non canta gira con la bicicletta, quando non canta sale sul palco a presentare gli ospiti che ha chiamato a cantare, quindi è tutto il giorno occupato. Invece durante i palazzetti lui me l'aveva già detto alla presentazione del suo disco, quando ci eravamo incontrati per la prima volta dopo l'annuncio che avrei aperto i suoi palazzetti e me l'ha detto, questa, i palazzetti sarà un'occasione per mostrarti, per presentarti in una maniera molto più intima. Mi ha dato questo consiglio, infatti io ho scelto di salire sul palco con il mio chitarrista, nonché il ragazzo con cui scrivo la maggior parte delle mie canzoni e lì mi ha dato sicuramente dei consigli anche per le parole che mi ha detto, ma soprattutto io ho imparato tante cose osservandolo, osservando il fatto che nonostante tutti questi anni lui, cioè, arrivava, cioè, andando avanti con le date del tour, lui arrivava sempre 10 minuti prima, fino ad arrivare ore prima, perché a lui non gliene fregava niente che doveva essere convocato alle 5. Lui alle 3, quando era a casa in hotel, si rompeva, diceva io voglio andare al palazzetto, capito? Cioè vedere uno entusiasta del suo lavoro dopo tutti questi anni di carriera comunque, Sì. cioè, ti insegna tante cose, secondo me. Appunto, tu hai reincontrato adesso, 2025, Giovanotti. Questa invece, rispetto a quella di 3 anni prima, che esperienza? Allora, io sicuramente sono cresciuta nel frattempo, anche musicalmente. È uscito il mio primo EP durante questo tour e ho trovato di più la mia dimensione, poi continuo a crescere come qualsiasi altra persona, quindi sono in continuo mutamento, però uscita da Amici non avevo ancora un'idea chiara di quale volevo fosse il mio sound, tutto. E musicalmente invece mi sono conosciuta di più negli anni successivi, anche grazie comunque agli strumenti che mi hanno dato dentro la scuola e quindi poter arrivare lì su quel palco in tutte quelle date che sono state una trentina, sono tantissime, davanti mediamente a 10.000-15.000 persone,
poter portare il primo disco è stato, Beh, anche una grande opportunità, peraltro, direi di sì, insomma, sì, lui è cambiato nel frattempo dopo che si è rotto, sì, praticamente, sì, le hanno riaggiustato è cambiato, sì, tutte le cosine a posto, sì, cioè, è cambiato molto. E quando, secondo me, quando cadi e ti rialzi, hai ancora più voglia di spaccare tutto, perché hai capito che potevi anche non rialzarti, no? eh, Eh, diciamo che lui l'ha sfiorata, sì, gli è sì. andata assolutamente bene. Quello è il 2022. Un'ulteriore svolta nella tua carriera professionale è legata all'incontro con Fabri Fibra e con Casanova. Con loro in quell'anno lì hai scritto Viscere Mhm. e peraltro mi raccontavi, leggevo pure che quando Fabri Fibra ti ha mandato la sua parte ti ha fortemente emozionato quel contributo che ti è Ah, sì. arrivato. Sì, beh, è un pezzo molto intimo che tra l'altro era nato qui, ero a Valdagno, a casa mia, e portavo fuori il cane, non lei, l'altro. Lei non c'era ancora, non era nemmeno nata. Camilla, non eri nemmeno nata tu. Portavo fuori il cane e ho scritto questa canzone che si chiama Viscere e l'ho registrata in cameretta mia. E poi appunto avevo mandato una cartella di brani a Canova, il produttore, e mi ha detto io voglio produrre questa canzone. Lui ha cominciato a produrla e fatalità in quel periodo è venuto in studio Fibra che cercava dei beat per il suo album Chaos e ha sentito la canzone e semplicemente, cioè assurdo, perché la maggior parte delle collaborazioni al giorno d'oggi probabilmente non nascono così, ma sono più degli accordi, no? Tipo qui mi servirebbe questo, quindi facciamo così. E invece semplicemente lui l'ha sentita e ha chiesto a Canova me la mandi perché mi piace. Lui si ricordava di me da Ritornerai, la canzone di cui parlavamo prima, perché aveva visto il video su YouTube e ha detto mi piace questa ragazza, me la mandi e gliel'ha rimandata dopo qualche ora che è tornato a casa a Canova con la strofa. E a me poi è arrivata così. E dopo 3 minuti che mi hanno mandato questa canzone, che io ero tra l'altro in Puglia a fare la stagione, a fare la cameriera, in realtà non ho nemmeno ascoltato la strofa all'inizio, ma mi sono subito messa a piangere. Perché lui entra facendo ah, che è il suo tratto distintivo quando inizia una strofa rap. E quando l'ho sentito ho pianto e Tommaso che ce l'avevo davanti, che è il mio manager, che lui è pugliese ed era lì, e pensava fosse morto qualcuno a casa, addirittura, capito? Perché io ero lì col telefono così e si è preoccupato tantissimo. Tra l'altro è il suo cantante tipo preferito. Quindi è stata una cosa. Ci siamo andati al Parco dei Cani, lì a Ceglie Messapica, e ci siamo messi. Mi sembra con la macchina l'abbiamo ascoltato, proprio come nel Far West, penso, con gli sportelli aperti della macchina. Ci siamo sentiti la sua strofa e dopo 3 minuti ero in un gruppo WhatsApp con Fabri Fibra. È stato Ah, su. abbastanza assurdo, dove lui mi diceva una frase del tipo spero di non essere stato invasivo, spero di non aver. Io volevo dirgli, ma cioè, cosa stai dicendo? Ascolta una cosa, hai detto ho composto Viscere nella mia cameretta. Spiegami un attimo come nasce, cioè l'ispirazione arriva, come mi dicono un po' tutti, o la alimenti in qualche modo perché arrivi Allora, una volta quando ne hai lasciavo bisogno. solo che cioè lasciavo che arrivasse, no? E in realtà anche grazie ad amici, comunque. Ehm, Come dice, pure Sinner lo dice, mi sa. Cioè l'ossessione batte il talento comunque. Tu puoi avere tutto il talento che vuoi, però l'ossessione è molto importante. Quindi io tutti i giorni ho una nota sul mio telefono e dove scrivo. Cioè anche quando non ho voglia di scrivere scrivo. Poi può essere che le cose vengano buttate via, però rimanere sempre in moto o comunque avere l'attenzione sempre di osservare le cose, di stare lì a cogliere ogni situazione e trarne spunto. Magari non scrivi il mese dopo di quella cosa lì, neanche l'anno dopo, però tra 2 anni, avendo avuto la lucidità di osservare quello che ti stava attorno, di essere sempre sensibile, ti permette di scrivere. Quindi sicuramente è una cosa
che va fatta tutti i giorni, però Cioè è che va vero che ricercata, non è che stai lì no, e non è che aspetti che l'onda ti arriva arrivi. sicuramente pure dal cielo, se sei fortunata, però ricercarla e alimentarla è molto importante. Cioè se stai in camera seduto a fissare il soffitto, magari ti arriva meno rispetto che se non vai fuori e vivi le cose più normali. L'incontro con Fabi Fibra, peraltro, ti apre un'altra porta, non so quanto programmata potesse essere, perché lui ti segnala al produttore o al regista, Sì, a eh, Stefano Mordini, che era il regista probabilmente di Adorazione, di sì. Adorazione, che è una serie TV che è andata in onda su Netflix. Netflix, e, ripeto, non credo programmato, ti No, ritrovi a essere attrice. eh sì. Mia mamma me lo diceva sempre da piccola, tu dovresti fare l'attrice, perché facevo su delle scene drammatiche incredibili. Però un po' lo facevo, mi piaceva giocare a quei giochi da sola. Giocavo da sola ai giochi dove, soprattutto con i Lego, creavo di quelle storie, di quei film. Avrai avuto un amico immaginario, Sì, a sì. voglia. Uno. Sì, no, dico E più di c'avevo una uno. squadra io. No, a parte quello mi è sempre piaciuto immaginare le cose e anche pensarmi in un ruolo diverso da quello che era il mio, immaginarmi come avere un altro nome, qualsiasi cosa, no? Quindi è stata una bella esperienza per me. In realtà è nato tutto per caso, come un po' la canzone con Fibra. Lui semplicemente, come dicevo, gli piaceva molto Ritornerai e gli è rimasta in testa. E quando ha mandato la playlist a Mordini, come consulente musicale Fibra di Adorazione, e ha messo anche Ritornerai nella playlist. E quando l'ha sentita, Mordini è rimasto colpito e ha guardato Fibra e gli ha detto: Questa soffre, eh? E Fibra gli ha detto: questa soffre, sì. E da lì poi è nato tutto. Mi ha fatto il provino e. E soffri. Sì, ma me la cerco pure, non è che. Cioè, se non mi arriva, me la trovo io una cosa per cui soffrire, non è che. Un po' masochista come... Sì, Sì. però Ma se no. perché ti aiuta Boh, mi a... aiuta. Cioè, le cose facili non mi piacciono, capito? Non ci trovo gusto. Mm. Raccontami com'è stata l'esperienza. Tu hai fatto Arianna, giusto? Arianna, sì, Arianna. che è, Che personaggio è? molto diversa da me, perché è una persona molto estroversa, che fa un sacco di battute ironiche. Cioè, io non ho ironia. Cioè, a volte, molto spesso, fanno delle battute, io non le capisco e dico, ah, davvero? Però Peccato, guarda che l'ironia è, è io mi fondamentale, sto allenando, anche però. per vivere bene, Mi sto allenando E ti consiglio tantissimo. anche l'autoironia, No, quella è molto che è importante. ancora un bagaglio straordinario, non prendersi mai troppo sul serio. No, mai. No, 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 no. Infatti cerco sempre di farla. Prima ero molto più orgogliosa, adesso invece vado prima io. Così Aiuta, poi, capito tu, che mi devi dire. aiuta molto, No, no, è aiuta una cosa molto. su cui lavoro tanto, anche perché Tommaso, che è il mio manager, è molto fissato con questa cosa. Lui segue un ragazzo che fa stand-up, che è Giardina, Filippo Mm? Giardina, è molto bravo, mi ha portato a un sacco di spettacoli e vado a vedere tanta stand-up, perché devo capirle le battute. Cioè non posso fare costantemente queste figure di merda, capito? Cioè, Da bambina capivi le barzellette o ci arrivavo dopo ci o le arrivavi, capivo le barzellette? ci arrivavi in ritardo? Beh, ma non è mica un problema, eh. Beh, raccontarle sicuramente facevo e penso ancora di non essere tanto brava. Quindi per favore non chiedermi No, no, ma ci mancherebbe altro. Ritorniamo ad Arianna. Arianna. Com'è stato recitare, voglio dire? Perché il passaggio non è conseguenziale, voglio dire. No, Comporre, cantare è una cosa, recitare è no. un'altra cosa. Allora, devo dire che il regista Stefano Mordini è veramente molto bravo. Io l'ho visto all'opera prima di entrare io in scena mai, perché mi ha tenuto un giorno sul set a vedere come lavorava per farmi capire. E, l'ho visto dare delle direttive a dei personaggi. Lui doveva ottenere una cosa specifica dal personaggio. Vedevo con la sua assistente tipo un esempio fittizio che faccio, poteva essere c'è bisogno che lui sia più arrabbiato. Mm? Io vedevo Stefano che andava dal personaggio, non gli diceva devi essere più arrabbiato, gli diceva un'altra cosa che io lo ascoltavo e dicevo ma che cosa c'entra? Cioè tipo guarda il cielo che adesso è azzurro, cioè una cosa che non c'entra nulla. E
E il tipo nella scena dopo sembrava arrabbiatissimo. E ho osservato questa cosa magica che è semplicemente saper fare il proprio lavoro. Mm? E lui ha una capacità, secondo me, elevata di dirigere attori in modo naturale, soprattutto perché molti di noi erano alla prima esperienza. Io non ho mai studiato recitazione, mai. Quindi aveva bisogno di tirare fuori semplicemente qualcosa di naturale. Doveva fare in modo che noi pensassimo di essere in quel momento quel personaggio. Io semplicemente mi sono impegnata tantissimo a pensare di essere Arianna. E poi ho lasciato libertà. E lui ci ha lasciato libertà, perché tanto copione c'erano sicuramente delle cose direttive da dire, tipo la Vespa è azzurra, quello Sì. andava detto così. Però spesso ci lasciava libertà negli scambi. Esperienza da rifare, cioè. Eh, Ho fatto qualche altro provino, io spero di sì, onestamente, perché è una cosa che mi ha stregato. Sì, C'è io stato... leggevo in un'intervista Amore a prima vista, cosa che tu dicevi non è nelle mie corde, invece No, e quello invece per mi ha proprio la stupito. recitazione è stata... Cioè, pensavo che sarebbe stata una bella esperienza, che mi avrebbe fatto crescere e tutto. Non si mangia questo a un microfono? No, non è una crocchetta, Camì. Sembra una crocchetta, ma non Non lo lo è. è. No, è dietetica. Però in realtà mi ha stupito, perché mi sono sentita, non dico proprio come sul palco, cioè la musica la sceglierei davanti a qualsiasi altra cosa, però mi ha dato tanto anche dal punto di vista personale, perché interpretare un personaggio, qualcosa che andava fuori anche dalle mie caratteristiche, mi ha portato fuori dalla mia zona di comfort. Eh, Ho eliminato tanta timidezza, ho tirato fuori un po', cioè me la sono portata un po' dietro Arianna. Sì. Peraltro in quella serie, nell'ambito di quella serie, finiscono due brani tuoi. Sì, Quindi ritornerai ritornerai e viscere e con viscere. fibra, sì. Quindi ulteriore soddisfazione perché credo che Eh anche sì. questo ti abbia Sì, ma poi permesso. quando è successo la cosa pazzesca, avete presente tipo Shazam? Per chi non lo sapesse, è un'applicazione in cui tu fai sentire al telefono che canzone sta riproducendo, che canzone suona e lui ti dice il titolo. E quando è uscita la serie, Ritornerai è diventata tipo in classifica, ma non solo in Italia, cioè tipo nei primi 10 posti, tipo in Germania, in Francia, in Spagna. E Ritornerai ha proprio ripreso luce, che era il primo brano che avevo pubblicato. Ha fatto un sacco di ascolti, ma perché è stata inserita in una scena. Cioè mi è piaciuta ancora di più la mia canzone. Tu hai anche detto che ringrazi l'amicizia con Fabri anche perché ti ha insegnato la regola della pazienza, Eh sì. che nella vita bisogna sapere anche aspettare. Io sono un po' impaziente, di base, però in questi anni sono migliorata tanto, perché quella canzone che ho scritto è stata scritta un sacco di tempo fa, poi è passata per Canova, poi è arrivata a Fibra ancora quando ero lì a fare la cameriera, poi sono entrata ad Amici, consapevole di avere questa canzone con Fabri Fibra. Quando sono uscita da Amici ho deciso di non pubblicarla subito, perché ho detto aspettiamo un attimo, cioè non voglio che sembri ho fatto Amici, quindi adesso no. Ho detto deve arrivare il momento giusto. Ho aspettato, alla fine è stata la colonna sonora di quella serie TV. Cioè se io non avessi aspettato probabilmente non sarebbe successo tutto quello che è successo. E lui era una delle prime cose di cui mi ha parlato quando ci siamo conosciuti, dopo che ha lasciato quella strofa. Mi ha detto tu devi andare avanti sempre, cioè non arrivi mai comunque, cioè, per quello che dicevamo prima. Certo. Bisogna avere cioè, le cose belle, cioè una carriera non si costruisce, Dall'oggi al domani, cioè no? magari adesso accade perché magari su Spotify va virale un brano e bam, uno passa dal nulla a tutto. Però a me fa paura quella cosa lì, cioè non è che la voglio proprio. 2024 è l'anno appunto che ti consacra in qualche modo, passando dal palco alle serie TV e conosci anche Sanremo Giovani Sì, lo stesso anno. tra novembre e dicembre, giusto, Sì, ho dell'anno avuto il scorso, provino di Sanremo Giovani lo stesso giorno della prima della serie TV. di adorazione. Stesso giorno.
A Sanremo Giovane hai presentato il brano Come Mare e non sei poi passata alla fase finale, cioè al Sanremo di febbraio. Lì com'è andata? Lì è andata molto bene perché per la prima volta sono salita sul palco senza pensare, cioè ho l'ansia. Cioè non era un esame. No, era... Uno, sapevo di essermi impegnata molto, mi ero preparata tantissimo, avevo studiato, avevo fatto gli esercizi, avevo anche fatto una lezione con una coreografa per capire gli spazi del palco, cioè mi ero impegnata proprio tanto. E quindi ho pensato, tutto quello che potevo fare prima di oggi l'ho fatto. Adesso devo godermi quello che a me piace fare, cioè non posso avere paura di fare quello che vorrei fare per tutta la vita. E quindi lì è la prima volta che ho preso proprio questa consapevolezza, perché al Giova Beach, quando c'è davanti la spiaggia, un sacco di persone, è facile pensarla sta cosa. Quando vai in uno studio televisivo, c'hai davanti solo magari le telecamere, il pubblico è dietro, è diverso, Sì, anche perché quella è una gara. fa un po' più un certo effetto. E lì l'ho proprio pensata, cioè cosa volevi fare tu venendo qua con questa canzone? Volevi portare un messaggio, cioè le canzoni per me sono dei messaggi. Lo stai facendo? Sì, fine, punto. E quindi per me è stato questo. Non avere avuto l'accesso al Sanremo dei Grandi ti ha lasciato una parte di delusione? No, perché a me le cose facili non mi piacciono. Sì. Quindi probabilmente cioè, ottenere tutto così la prima volta, bam, che gusto c'è. Capito? Ci devo riprovare un altro po' di volte. Sì. Eh, Prima di Come Mare tu avevi scritto anche Onde. sì, Poi io adesso non mi ricordo perché l'età ogni tanto mi frega. Avevo letto il testo di un altro dei tuoi brani e avevo trovato anche lì in qualche modo l'acqua e l'onda. mhm. C'è questo tema del mare, dell'onda che ritorna, ha un significato particolare, cioè, non so, magari avevi ambizioni da nuotatrice, che ne so io. Beh, un po' ci hanno provato perché mi hanno messo al corso di nuoto penso tipo a 6 mesi. Subito mi hanno buttato in piscina. Però l'acqua penso sia una di quelle cose, cioè alla fine noi nasciamo lì, no? Mhm. Quando siamo in pancia. È cioè, sicuramente un elemento che mi fa sentire al sicuro e che descrive molto bene i flussi, le cose che vanno e che vengono, no? Cioè, comunque il mare può fare veramente molta paura, magari quando è in tempesta, però allo stesso tempo se lo vedi quando è calmo, con un tramonto, molto bello, no? Sì, il mare di Come Mare è un mare un po' tempestoso, Sì, sì, è un po' mostra tempestoso. la vulnerabilità della persona, cioè è un Sì, testo un po' che se c'è un colore nella vita è un colore è un mare più torbido che chiaro, sì, è così, che sembra sì. quasi evocare il discorso da cui siamo partiti, questa adolescenza. Ma dipende un po' dalla giornata. Mm? Ci sono dei giorni che è proprio trasparente, dei giorni in cui magari no, non ci vedi sotto. Dipende. Dopo Fabri Fibra, c'è una figura, un personaggio, un tuo collega a cui ti piacerebbe duettare? Sì. E mi piace molto, 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 moltissimo. Allora, se devo fare magari un nome di una persona, cioè, che ha la mia età, Night mi piace molto. Mi trovi impreparato, scusami. Dovresti No, ascoltarlo. sì, beh, guarda, adesso finisco qua e... No, davvero, eh. Ma davvero, Ha sì. proprio dei bei testi. Sai che ti ho sempre, le cose che ti ho detto quando ci siamo visti anche a dicembre, ho detto che andrò a leggere i testi di tue canzoni. L'hai fatto. Vabbè, certo, sono... No, te lo consiglio. E lui, e poi un mio sogno è Bruno Oris. Beh, già. Sì, un grande sogno. Bisogna sognare in grande comunque. No, no, ma sono in grande, io credo che sia assolutamente alla tua portata. Indubbiamente ha testi quantomeno coinvolgenti, sì. Mm, Quello lo conosco di più. quello lo Lo conosci conosci. di più, Perché sì. sono andata sulla tua fascia. Sì, 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 devo dire che è ancora lontano dalla mia fascia. Tra l'altro, sai perché si chiama Brunori Sass?
No, questo non lo so. Ah, vedi mo'. Forse l'ho letto, ma non me lo ricordo. Perché l'azienda dei genitori era una SAS. E se non mi sbaglio, all'inizio i suoi genitori non erano proprio No, perché lui avrebbe dovuto portare avanti anti un'azienda, credo, di famiglia, sì. che sia nel settore edile, Sì, hai e, ragione, me la ricordo sta e cosa. SAS perché era la società della... Hai ragione. sì. E poi ha detto che suo padre si è anche ricreduto. Visto che... Sì, sì. lì Ne sai, ne sai. sono andato... Lì no, ho avuto anche un colpo di culo, perché se ne dicevi una... Di Brunori sapevo sta... Comunque tra la parola in inglese e questa te le ho proprio servite. Sì, me le hai servite Sì. su un piatto. Beh, sì, guarda, te lo posso garantire. C'è qui qualcuno che ti potrebbe testimoniare come io conosco solo SED in inglese. No, conosco anche corner, out, offside, queste robe qua, però Ah. fondamentalmente Le cose per quelle fare bella figura. utilizzabili sono SED. Sono SED. Ascolta, prima dell'avvento delle radio private, dei social, dei web player tipo Spotify, insomma, i cantanti, quelli della mia generazione, si sfidavano a Canzonissima, Disco per l'estate e giù di lì. Ma i cantanti erano 20, 30. Mhm. Oggi siete centinaia, voglio dire. Sì, Però avete anche molte più... strumenti, sì. sì. È più facile o più difficile secondo te? Secondo me, Perché quelli di Canzonissima dovevano passare per Rai 1. secondo Rai me 2 la musica non la faceva al tempo. ogni luogo, ogni tempo ha le sue difficoltà, no? È difficile paragonare perché appunto, come dicevi, non avevate gli strumenti che abbiamo noi, No. quindi è difficile fare un paragone. Sicuramente è difficile, ci piacciono le cose difficili? Sì. Quindi, cioè, se tutti potessero farcela così, schioccando le dita domani ad essere dei cantanti, saremmo tutti dei cantanti, no? Quindi è giusto anche, secondo me, che ci sia una scrematura, che il percorso debba rendere una carriera. Sicuramente è molto difficile emergere, quello certamente, però alla Perché fine poi quelli che emergono vuol dire che hanno fatto qualcosa effettivamente che ha toccato dei punti che poi li mantengono là. tu scrivi le tue canzoni, Sì, componi sì, testo e musica, sì. prevalentemente testo? Io ho iniziato prevalentemente scrivendo, suono da autodidatta, quindi non ho grosse nozioni musicali, però suono la chitarra, suono un po' il pianoforte e mi affianco sicuramente a dei musicisti, però le canzoni le scrivo anche da sola. Ci sono vari modi per scrivere le canzoni, o portando fuori il cane, o ti trovi in studio con tanti musicisti, che è la cosa che mi piace di più. Ma ci sono due Nicole e nel caso quale preferisci? Quella interprete o quella che compone? È difficile. Secondo me è una cosa che va a momento, cioè nella parte in cui stai scrivendo magari un disco, la parte che preferisci è la parte creativa di scrittura. Nel momento in cui finisci questa parte e ti sei arrivata fin qua, Mm? è bellissimo rielaborare queste canzoni e portarle al pubblico e quindi essere interprete. Per quello è bello questo lavoro, perché è ciclico, non fai mai la stessa cosa. Ogni tanto ho letto un po' nelle tue canzoni entra anche qualche uscita, tipo cazzo, tipo Eh. è necessaria? Allora, una Cioè volta, è sintesi? Si no, fa una volta le sintesi? utilizzavo molto di più, se si Sia sente nei primi. ritornerai ce ne sono tipo 4-5. Mhm. Adesso non mi sembra di utilizzarne parecchie. Se le metto è perché serviva, secondo me. Poi comunque io scrivo canzoni che parlano di cose normali. Le parolacce, Mm? al giorno d'oggi, Ci stanno, sono sono... normali ogni tanto. Cerco di non esagerare perché poi quando se le imparano i miei fratelli si prendono delle ramanzine pesanti sulla mia madre, quindi magari cerco di evitargliela. che sono più giovani. Sì, sì, sì. Ascolta, una tua collega ha dichiarato più o meno recentemente, leggevo qualche giorno fa, che fare la cantante è un lavoro bellissimo, ma è pieno di trappole per la salute mentale. Sì, ma penso tutti i lavori, non penso solo fare il cantante. Cioè, penso che anche
Beh, il cantante è sempre sotto giudizio, voglio dire, in qualche modo. Sì, Molto più di altre attività, voglio dire. certo, però magari da una parte non c'è il giudizio, però se vado in fabbrica e faccio la stessa cosa tutto il giorno, cioè anche lì ne va della mia salute Quello è mentale. alienante. Eh, Sì, quindi sì. secondo me in ogni cosa c'è questa possibilità. Per quello è molto importante parlarne, affiancarsi, cioè come dici vado dal dentista, perché non si può dire vado allo psicologo. Cioè è importante pure quello. Beh, la vostra generazione oggi è sdoganato Sì, come un consulente, come vado a fare il ma 7:30, no, ma vado... soprattutto è molto importante andarci, non solo quando si ha un problema, Certo. cioè anche quando c'è un periodo bello, cioè comunque ci devi andare. A parte che fa riflettere un sacco l'autoanalisi, secondo me. Com'è l'autoironia? Eh, Il mix delle due cose va bene. Tu ti sei definita sensibile, introversa e paranoica. Eh, Mi dai l'ordine? sono già in ordine. Sono già in ordine Sono così. già in ordine perché sono Sensibile, talmente introversa, paranoica. paranoica che quando Beh, però, penso le cose le penso già schematiche. Sono in ordine sicuramente, cioè la sensibilità per me viene prima di tutto. A volte è un bene, a volte è un male, però non svelo nulla, anche perché sei in maniche corte, per cui che hai diversi tatuaggi. Uno, l'ho letto anche lì, c'è scritto sì, i sogni si qua, avverano quando sei sveglio. mentre sei sveglio, sì. Mm, mm. Me lo sono Quando, fatta prima di quando? entrare ad Amici, tipo Prima di qualche entrare giorno in prima, Amici. con Tommaso. È una frase sua che mi ha detto lui un giorno, mi è rimasta impressa, ce lo siamo fatti prima di entrare, tipo come promessa da Dio prima di salutarci. È una cosa che mi porto dietro. Perché la verità, come dicevo prima, l'ossessione batte il talento. Certo. Ma questo fatto che bisogna essere svegli, nel senso che hai paura quando dormi? No, è che mentre dormi, cioè, li puoi immaginare, no? Però è mentre sei sveglio che si realizzano. Beh, io mi ricordo bambino, a me il buio, la notte mi faceva sempre un po' di ansia. No, a me non fa paura. No? No, no. Siamo diversi, infatti. Mi faceva paura il buio? No, no, no. Hai il notaio che Sì, che- anche, è un po' eh. tutto, multitasking mia mamma. Ascolta, ti è mai sfiorata la paura che la vena artistica, una mattina ti svegli e sei inaridita? Sì, ma capita anche. Cioè va e viene come mare, letteralmente, sta Mm? cosa. E quando non viene, non arriva, c'hai una paura che dici, vabbè, io cosa faccio? Cioè, Cioè l'avverti, la vivi, sì, la paura. l'avverti, quando l'avverti, tipo che non scrivi una canzone per un po', dici, vabbè. Però, tra l'altro, ne parla spesso anche Madame di questa cosa, molto Mm. importante da dire. E è, cioè, è giusto che sia così. Perché uno immagina, cioè scrivere una canzone non è che appunto non stai andando in miniera, la puoi scrivere una canzone al giorno. Però non è così, cioè proprio non è così facile. Ci sono anche dei tempi morti in cui devi vivere prima di poter scrivere. Ma quando tu scrivi perché è una cosa tua, mi dicevi prima, perché mando un messaggio, cioè, o perché in quel momento quel tipo di messaggio è utile ed è facilmente recepibile dal pubblico? Cioè No, ti condiziona il pubblico nella scrittura o sei no. tu che con la scrittura non condizioni o comunque arrivi al Beh, magari pubblico? il pubblico mi può condizionare perché se faccio un concerto e qualcosa mi rimane impresso, può certo condizionare la mia scrittura, però tendenzialmente la mia scrittura nasce perché è un'esigenza di scrivere. E appunto è molto importante lasciare anche dei tempi morti per lasciare sempre che il scrivere una canzone sia un'esigenza e non un serve una canzone da pubblicare, quindi scriviamola. Sai che qualche tempo fa hai detto ho paura di stare in mezzo alle persone tranne quando canto. È ancora così? No, Non è più così. no, Però c'è stato quel c'è periodo. stato, sì. C'è stato quel... Magari nei miei momenti no, ho meno voglia di uscire, stare in mezzo alle persone. Sì. Però una cosa che posso dire, cioè almeno adesso così mi sento di averla superata. Anche stasera, noi ci eravamo già incontrati un mesetto fa, hai parlato di Valdagno, della tua Valdagno, che è un terra di ispirazione. Cioè tu abiti a Milano adesso, no? Mhm. L'ispirazione ti viene più a Valdagno che a Milano. Sì, Mm. Milano è più
come si dice? Mm, Camilla, rimani qua però. Milano è più un momento dove mi fa paura questo sniffamento. È un momento più, come si dice, dove mi trovo con i musicisti e porto quello che ho vissuto. Però Milano mi serve tantissimo e gli sono molto grata. Cioè ormai 5 anni che vivo lì. Però faccio sempre avanti e indietro, perché per me la natura è importantissima. Tornare qua a casa mia, farmi la passeggiata nei boschi, cioè è importantissimo per me per scrivere. Ti aiuta, Sì. ti ispira. Però allo stesso tempo se vivessi qua mi lamenterei del fatto che sono qua in mezzo al niente rispetto a Milano. Sì, indubbiamente, per chi Quindi fa il la tua buon attività. equilibrio, cioè il palleggiare tra queste due cose mi permette di... Sì. A proposito di Milano, so che devi prendere un treno, quindi siamo agli sgoccioli della No, nostra ce lo abbiamo il chiacchierata. tempo. Che ore sono? Le 34. Sì, sì. Sì. Eh, Un'altra cosa che ho letto di una tua intervista, hai dichiarato: ho passato anni a non interagire con nessuno, per questo ora l'unica cosa che voglio è connettermi con le persone. Devo recuperare il tempo perduto. Ecco, quanto ne hai recuperato? Beh, con questo tour parecchio, perché 15.000 persone a botta sono tante, Eh, ne recuperi un bel po'. Lo sto proprio recuperando, cioè proprio mi vedo che mi butto in mezzo alle situazioni, cioè mi capita anche proprio di uscire da sola, soprattutto, ecco, a Milano questo è buona per fare questa cosa, di uscire, passeggiare con il cane, fermarmi a parlare con un estraneo, e ne sto recuperando molto. Cioè è sempre bello pensare magari ai giorni in cui pensavo di non poterlo fare e poi realizzi che, cioè, tempo dopo può diventare anche una cosa facile. Ti fa capire quante cose che magari a oggi ci sono cose che penso di magari non poter fare. Però se vedo quelle che pensavo di non poter fare che oggi sono facili, mi dà la speranza comunque che ce ne potranno essere tantissime altre nuove. come facciamo anche, se c'è qualcuno delle persone che sono qua con noi che hanno il desiderio di rivolgere una domanda, una curiosità a Nicole, c'è Paola che vi raggiunge. eh, Lei era timida Questo è il momento in cui io a scuola stavo sempre zitta, non Sì. facevo mai le domande. Mi sa che io ero sempre in ultimo banco Sì, a scuola, sì. anch'io. E non ero altissimo, per cui Se devo dirla tutta mi addormentavo anche ogni tanto. sì. Sì. E con la scuola com'è andata? A scuola in realtà non andavo male a scuola, però l'ho lasciata in quinto superiore tipo 2 mesi prima della maturità. Che poi non hai più fatto? No, Non ti viene il desiderio di tornare lì sui banchi e... no. Cioè, oddio, aspetta, ci sono dei giorni che dico, Madonna, com'era bello quando, cioè, dovevi solo andare a scuola. Non dovevi pagare l'affitto a Milano, capi? Non dovevi a scuola e basta. Quello mi manca, sì. Cioè, il pensiero di... Però allo stesso tempo, cioè, non ne ho sentito l'esigenza. Cioè, ho imparato tante cose. Comunque, cioè, sono arrivata 2 mesi prima, quindi le cose che ho studiato non è che non le ho mai Beh, ormai studiate. ti mancavano 2 mesi, quindi probabilmente anche la maturità. Sì, le sapevo già le cose. Ho capito che sapevi già. Però quella E... lì era una sfida, Sì, che sì. invece In quel hai... momento non avevo il coraggio di affrontarla. Però sì. C'è... un po' timidi, eh. O forse abbiamo detto talmente tante cose che... A proposito di tante cose, sabato è iniziata l'estate. Ecco, la tua estate ti porta dove? Allora faccio un piccolo tour estivo, che tra l'altro mi ha portato a Vicenza qualche giorno fa, sabato, all'apertura del concerto di Renga, a Piazza dei Signori. È stato molto bello perché appunto Vicenza è casa mia ed era la prima volta che mi esibivo qua. E poi farò un po' di sud, farò anche Milano il 9 luglio, poi il 19 farò Termoli, Molise, e poi andrò al sud ad agosto, il 2, il 3 e il 7 farò Palermo e Agrigento, in Sicilia. Com'è sul palco quando sai che una persona è venuta lì, ha pagato un biglietto per ascoltarti?
È una responsabilità o Sì, una certo. volta che sono dentro, dici, vabbè, insomma, No, è una responsabilità, perché comunque ci sono dei momenti in cui, cioè ti può capitare di avere la giornata no, oppure il giorno che devi cantare, eh. Cioè non è che quella ti aspetta, ti dice no, arrivo tra 2 giorni quando non devi fare niente. E comunque è una responsabilità pensare che, oppure magari può succedere qualcosa durante i soundcheck, poi, che sono i momenti in cui si prepara il palco, si capisce se le cose funzionano, sono i momenti in cui accadono più cose possibili, cioè tutto quello che deve capitare capita lì. E nonostante magari non funzioni niente, eccetera, tu poi devi salire sul palco e la gente non lo deve capire. Cioè non deve sapere che tu fino al momento prima non sapevi neanche se avresti cioè se andava al microfono. Quindi è una grande responsabilità, però che io mi prendo tranquillamente, perché dal momento in cui una persona è venuta, non solo magari ha speso dei soldi, perché alcuni eventi magari possono essere anche gratuiti, ma anche solo decide di impiegare il suo tempo, che per me vale molto più dei soldi, o devi garantirgli uno show in cui dice, ah, il mio tempo oggi l'ho speso bene, no? Cioè, lo rispenderei così. ascolta, se tu dovessi guardare i tuoi ultimi 12 mesi, voglio dire, Mhm. Sanremo Giovani, Adorazione, i concerti Con con Giova. Giovanotti, adesso il tour, accanto al nome puoi mettersi, faresti il coraggio di mettere ho fatto successo. No, no. Per me, cioè, boh, non è successo. È esperienza. Esperienza, più che successo. Successo, non lo so, non so cosa sia, onestamente. Magari un giorno lo saprò, però il successo può anche... Cioè per me, ecco, un successo più che altro è già anche sapere che cosa voglio fare nella vita. E lo sai? Sì, Ormai penso di cioè sì. da tanto, capito? Cioè tutte le mattine che mi sveglio penso di essere molto fortunata a sapere da sempre che cosa voglio fare. Perché noto magari tanti giovani, anche boh, parlo con i miei fratelli, eccetera, e vedo che non sanno che cosa vogliono fare. Questa cosa mi dispiace molto. Io invece lo sapevo e per questo, cioè questo per me è un grande successo. Ma nel 2020, quando hai scritto Ritornerai, che ha avuto forse più successo nel Mhm. 2024 che non nel Sì, 2000, ha voglia. sicuramente sì, se guardi indietro, nel 2020 pensavi che avresti fatto quel percorso lì? No, 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 mai. Un quindi un po' di successo c'è. po' di esperienze ci sono, sì. Io ti ringrazio della sincerità perché quelle 2 o 3 volte che ci siamo incontrati io ho apprezzato molto di Nicole la sincerità. Prima volta era molto più timida di quanto Mm, non lo vero, sì. sei adesso. E per chi non ha fatto un esercizio come quello che avevo promesso io, cioè di andare ad ascoltare le sue canzoni, ma anche di leggere i testi, che non sono facilissimi, devo dire, No. la verità non sono facilissimi. Io poi che non sono, li devo leggere 2 o 3 volte perché sono un po' tardo, però e io è un invito che faccio perché è un'artista vicentina e perché secondo me ha questa capacità di esprimersi attraverso i testi delle canzoni, che è una cosa diversa che non scrivere un testo lo svolgimento di un tema come si faceva a scuola. Insomma, se avete del tempo in quest'estate leggete di buoni libri, ma vi consiglio anche di andare ad ascoltare prima di tutto Viscere. E l'altra volta quando l'ho incontrato ho detto ma santo paradiso, perché non avevi un titolo diverso da Viscere che... Ma perché è il modo di scrivere mio, viscerale, sia mio che di Fibra. Quindi ci ha comunato questa cosa. Comunque sì, c'è fuori il mio primo EP, che si chiama Giornate umide, che tra l'altro viene un po' da Giornate umide, umide. che viene un po' dal posto in cui... Sì, ma non è che sia molto positivo, voglio dire. Vabbè, oh, io sono positiva. Mm. Mm, Mm. mm. No, viene un po' da questo Guarda, non posto. avevo dubbi che avresti scelto umide. Eh. Cioè, e il lavoro adesso, dopo questo, cosa esce ancora? Cosa stai lavorando? No, io sto sicuramente scrivendo un sacco, l'obiettivo prossimo è quello di un album, non so quando,
ci saranno sicuramente tanti passi da fare, canzoni ne ho tante, però voglio costruire dei progetti, bisogna avere pazienza. Te l'ha insegnata Fabio Fibra, mi pare che tu l'abbia imparata. Grazie, grazie a Nicole Grazie Castagna. a tutti. Grazie. Ti ripeto, per me è un piacere ogni volta che ci incrociamo. Anche per me. Mi auguro che appunto quando avrai raggiunto la testa delle classifiche verrai ancora Certo, ci mancherebbe. sempre con la signora, Per con la forza. principessa che è tornata nella formula statua. Grazie alla Eccola. Fondazione degli Studi Universitari, grazie a GSM IM, BVR Banca Veneto Centrale, Z Farmaceutici, il Centro Commerciale Palladio, le Pelletterie Palladio. E adesso, se abbiamo solo piatti caldi, no, è un aperitivo fresco insieme con gli amici di Garzadori. Al mese prossimo, ancora più caldo, con la prossima tappa di Talenti. Grazie a Nicola, arrivederci. Grazie.